Ciao a tutti, sono Polly. Oggi voglio presentarvi il tutorial per questo punto. È un punto composto solamente con le maglie a diritto e a rovescio, però è un punto a rilievo. Si può usarlo per lavorare le cuffie, le copertine, le maglie intere oppure usare questo motivo nella parte centrale della maglia. Vi faccio vedere il lato rovescio. Qua si vede che il punto è lavorato solamente con il rovescio e il diritto. Per questo punto, per avere il più rilievo, conviene utilizzare il filato elastico. Con il cotone avete un altro effetto. Io questo punto ho lavorato con il filato metà acrilico metà lana. Adesso vediamo un attimo lo schema del punto e passiamo alla lavorazione. In base alla lettura degli schemi dei punti ai ferri, ho spiegato nel video per il quale vi lascio il link qua sulla destra in alto e anche sotto nella descrizione. Il punto si sviluppa in 8 maglie e 12 ferri, però non vi spaventate, qua si ripetono due ferri, un ferro diritto e un ferro rovescio per tutto il punto. E poi sono i ferri molto facili, la combinazione delle maglie è facilissima. Allora, il primo ferro è composto solamente di 4 maglie rovesce e 4 maglie diritte, e così il terzo, il quinto, il settimo, il nono e l'11. Il secondo ferro, il ferro rovescio, è composto da 4 maglie rovesce, una diritta, 2 rovesce, una diritta, e questa combinazione si ripete per tutti i ferri pari, per tutti i ferri rovesci. Fra l'altro, visto che il motivo è a scacchiera, vi ho evidenziato in giallo due pezzettini che sono uguali identici. Anche i due pezzettini bianchi sono uguali identici. Dunque è molto facile lavorare a questo punto, anche se il vostro ferro sarà composto di più motivi. Anche lavorando 20 motivi tutti di seguito, non avete nessuna fatica, perché dovete fare la combinazione di 4 maglie rovesce, 4 dritte, 4 rovesce, 4 dritte per tutti i ferri dritti. E invece nei ferri rovesci, come vi ho detto, vi ripetete la combinazione di 4 maglie rovesce, una dritta, 2 rovesci, una dritta, e poi di nuovo 4 maglie rovesce e così via. Il campione che andiamo a lavorare adesso sarà composto di due motivi. Un motivo ho evidenziato in rosso, uno, e poi il secondo. Queste maglie qua sono le maglie della simmetria. Cosa sono le maglie della simmetria? Allora, il nostro motivo è largo 8 punti. Qua finisce un motivo, poi il secondo motivo e poi il terzo motivo. Se lasciamo il nostro lavoro così, non sarà simmetrico, perché iniziamo dalle maglie rovesce e finiamo con le maglie dritte. Qua iniziamo con le maglie dritte e finiamo con le maglie rovesce. Per bilanciare e pareggiare i nostri lati si aggiungono le maglie della simmetria. In questo modo il nostro punto, il nostro lavoro è perfettamente simmetrico. Adesso vedete lo schema sullo schermo intero, potete fare la foto, fare la copia, e vi invito a lavorare a questo punto seguendo lo schema. Per chi non lo sa, i ferri dritti si legano dalla destra alla sinistra, e sono i ferri dispari, e i ferri pari, che sono i ferri rovesci, si legano dalla sinistra alla destra. Il campione che vado a lavorare è composto da due motivi, cioè 8 maglie più 8 maglie fa 16, più 4 maglie della simmetria fa 20 e più 2 maglie di vivagno fa 22. Ho avviato 22 maglie. La prima maglia la sfilo è la maglia di vivagno, voi potete lavorarla nel modo in cui vi siete abituati. Il primo ferro inizia da 4 maglie rovesce. Lavoriamo 1, 2, 3, 4 maglie rovesce. Dopo vediamo sullo schema 4 maglie dritte. Lavoriamo 1, 2, 3, 4 maglie dritte. Questo è stato un nostro motivo largo 8 maglie.
Ripetiamo il motivo per la seconda volta. 4 maglie rovesce, 1, 2, 3, 4 e 4 maglie a diritto. 1, 2, 3, 4. Abbiamo lavorato 2 motivi e adesso seguono le maglie della simmetria. Le 4 maglie a rovescio sono le stesse maglie con le quali abbiamo iniziato a lavorare il nostro ferro. La maglia successiva è la maglia di vivagno, io la lavoro a rovescio, voi fate come vi siete abituati voi. Il secondo ferro, la prima maglia si sfila, almeno io faccio così, la maglia di vivagno. Iniziamo dalle maglie della simmetria, che nel ferro rovescio si lavorano così: una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio. Attenzione non lavorare le vostre maglie nel modo che vengano a ritorto, e una maglia a diritto. Dopodiché lo schema ci dice di lavorare 4 maglie a rovescio: 1, 2, 3, 4. Queste 4 maglie fanno già parte del motivo e continuiamo a lavorare una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio e una maglia a diritto. Un motivo di 8 maglie l'abbiamo fatto. Il secondo motivo inizia da 4 maglie rovesce: 1, 2, 3, 4. Dopodiché lavoriamo una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio e una a diritto. L'ultima maglia è la maglia di vivagno. Abbiamo lavorato 2 ferri, in pratica questi 2 ferri, il primo e il secondo, si ripetono ancora per 2 volte. Il terzo e il quinto ferro è uguale al primo, invece il quarto e il sesto uguale al secondo. Ma li facciamo un'altra volta. Allora, la prima maglia la sfilo e il terzo ferro lavoro così: 4 maglie a rovescio, una, attenzione non lavorare le maglie a ritorto, 2, 3 e 4. Poi 4 maglie a diritto, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4. Poi 4 maglie a diritto, 3 e 4. Poi seguono le ultime 4 maglie, sono le maglie della simmetria. Le lavoriamo a rovescio, 1, 2, 3 e 4 e l'ultima la maglia di vivagno. Il ferro numero 4 è uguale, identico al ferro numero 2, ma lo ripetiamo. Sfilo la prima maglia che è di vivagno, inizio il ferro con una maglia diritta, poi 2 maglie rovesce, 1, 2 e una maglia diritta. Queste sono le nostre maglie della simmetria. Poi partiamo con il motivo. Lavoriamo 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4. Poi una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio e una maglia a diritto. Questo è stato un nostro motivo. Andiamo a lavorare il secondo motivo: 4 maglie a rovescio, 3 e 4, poi una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio e una maglia a diritto. Finiamo con la maglia di vivagno. Il ferro numero 5 si lavora nello stesso modo al ferro numero 1 e numero 3. Dunque iniziamo con 4 maglie rovesce, 1,
2, 3 e 4. Proseguiamo con 4 maglie a diritto, 2, 3 e 4, poi di nuovo 4 maglie rovesce, 1, 2, 3 e 4, poi 4 maglie a diritto, 4 e 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4, e l'ultima è il vivagno. Il ferro numero 6 si lavora uguale ai ferri numero 4 e numero 2. Sfilo la prima maglia che è il vivagno, la prima maglia a diritto, poi le due maglie a rovescio, poi una maglia a diritto. Seguono 4 maglie rovesce, poi una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio e una maglia a diritto. Di nuovo 4 maglie a rovescio, una a diritto, 2 a rovescio e una a diritto, e il vivagno. Abbiamo lavorato la metà del nostro motivo. La seconda metà del nostro motivo si lavora nello stesso modo, l'unica cosa è che le maglie diritte devono andare qua, qua e qua. E sulle maglie diritte non lavoriamo più le maglie diritte, ma lavoriamo la nostra combinazione che abbiamo fatto tra le maglie dritte. Il ferro numero 7, la prima maglia è di vivagno, la sfilo, lavoro 4 maglie diritte, 1, 2, 3 e 4. Attenzione, non lavorare le maglie che vengono a ritorto. Poi 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4. Poi 4 maglie a diritto, 1, 2, 3 e 4. E 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4. Le ultime 4 maglie le lavoriamo a diritto, sono le maglie della simmetria e il vivagno. Abbiamo lavorato adesso le maglie diritte, non più sulle maglie dritte, ma su queste 4 maglie che stanno nel mezzo. Giriamo e il ferro numero 8 inizia così: il vivagno lo sfilo, lavoro 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4, poi una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio e una maglia a diritto, poi di nuovo 4 maglie a rovescio, una maglia a diritto, 2 a rovescio e una a diritto, e poi le 4 maglie a rovescio, 3 e 4, e il vivagno. Vedete, stiamo lavorando sempre la stessa combinazione delle maglie, solo che abbiamo cambiato la posizione di questi motivi, queste maglie. Il ferro numero 9 si lavora uguale, identico al ferro numero 7. Lavoriamo 4 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4, poi 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4. Attenzione, non lavorare le maglie che vengono a ritorto, poi 4 maglie a diritto, 4 maglie a rovescio,
poi le 4 maglie a diritto, 1, 2, 3 e 4 e il vivagno. In pratica noi dentro ogni segmento lavoriamo il diritto sul diritto, sì? Solo che dove mescoliamo le maglie, qua un ferro lo lavoriamo a rovescio e un altro ferro lavoriamo un diritto, due rovesci, un diritto. Però le maglie dritte vanno sempre sulle maglie dritte per formare i quadrettini di maglia rasata. Il ferro numero 10, sfilo la maglia di vivagno, lavoro 4 maglie a rovescio, poi una maglia a diritto, 2 maglie a rovescio, una a diritto, 4 maglie a rovescio, una a diritto, 2 a rovescio, una a diritto, poi di nuovo 1, 2, 3, 4 maglie a rovescio e il vivagno. L'ultimo ferro dritto è il ferro numero 11, lavoriamo 4 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4. La lavorazione è la stessa come abbiamo fatto nei ferri numero 9 e numero 7. Proseguiamo poi con 4 maglie rovesce, 1, 2, 3, 4, poi di nuovo 4 maglie dritte, 2, 3 e 4, poi 4 maglie rovesce, 2, 3 e 4, poi 4 maglie diritte e una maglia di vivagno. L'ultimo ferro, il ferro numero 12. La prima maglia di vivagno, io lavoro 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4, poi una maglia a diritto, 2 a rovescio, una a diritto, poi di nuovo 1, 2, 3, 4 maglie a rovescio, una a diritto, 2 a rovescio, una a diritto e 4 maglie a rovescio e il vivagno. Abbiamo lavorato 2 motivi in larghezza più le maglie della simmetria e un motivo in altezza. Nonostante l'altezza del motivo sono 12 ferri, voi lo potete terminare anche prima, basta fermarsi a metà del punto. Per oggi è tutto, vi ringrazio della compagnia e ci vediamo prossimamente.